TG, buongiorno a tutti voi telespettatori, ben ritrovati in diretta con la nostra informazione. Apriamo il telegiornale con le notizie di cronaca giudiziaria perché sono state pubblicate le motivazioni che hanno portato all'ergastolo di Mohamed Barbri, il marito di Samira, la mamma di Stanghella nel Padovano, che è scomparsa nel nulla nell'ottobre del 2019. Allora sentiamo quanto hanno scritto i giudici. Samira El Attar è stata uccisa dentro la sua abitazione dal marito Mohamed Barbri tra le 10 del mattino e le 12:15 del 21 ottobre del 2019. La mamma marocchina, svanita nel nulla da ormai 2 anni e mezzo, è stata ammazzata perché 40 giorni prima del delitto aveva dato 2 schiaffi al marito in mezzo alla piazza del paese, proprio davanti al comune. Un affronto che l'uomo non ha accettato e che ha ulteriormente fomentato la sua morbosa gelosia. Queste le origini del delitto, secondo le motivazioni della sentenza di primo grado emessa dai giudici della Corte, che hanno condannato Barbri all'ergastolo lo scorso 18 giugno per omicidio ed occultamento di cadavere. Il corpo della povera Samira infatti non è mai stato ritrovato. Nelle 86 pagine di motivazioni in cui si ricostruisce, grazie ad intercettazioni, testimonianze e spostamenti rilevati dal GPS, sono definiti i momenti prima del delitto. Samira è stata vista per l'ultima volta da una vicina verso le 10 dopo aver accompagnato la figlia a scuola. A mezzogiorno il suo cellulare si spegne e in quell'arco temporale è sempre rimasto agganciato alla cella della sua abitazione e quindi si esclude che la donna possa essere uscita per andare a quel fantomatico colloquio di lavoro sempre dichiarato da Mohamed. L'uomo invece è stato visto in casa proprio verso mezzogiorno da una vicina mentre usciva per andare a prendere la figlia all'asilo. Samira potrebbe essere stata strangolata in queste 2 ore perché all'interno dell'appartamento i RIS non hanno rilevato tracce di sangue. Mohamed denunciò la scomparsa della moglie solo il giorno dopo e nei giorni seguenti fece ritrovare oggetti di Samira sparsi nei campi di Stanghella. Oltre alla condanna all'ergastolo, i giudici hanno tolto all'uomo la patria potestà e lo hanno obbligato al ristoro di 400.000 euro alla famiglia El Attar. E allora andiamo a collegarci con Valentina Visentini della nostra redazione di Padova. Buongiorno Valentina. Sì, buongiorno Monica, l'avete sentite, sono state rese note appunto le motivazioni che hanno portato all'ergastolo del marito di Samira El Attar, una vicenda di cronaca che noi abbiamo sempre seguito in questi anni. Come ben sapete il corpo della donna non è mai stato ritrovato, ma i giudici sono sicuri che è stata uccisa e ad ucciderla è stato il marito, che poi tra le altre cose aveva anche tentato una fuga all'estero i primi di gennaio del 2020 ed era stato ritrovato a Madrid, estradato e portato in carcere a Rovigo, dove poi ha atteso il processo. Si tratta della sentenza di primo grado che è arrivata lo scorso 18 giugno, poi penso che ci sarà anche l'appello e quindi vedremo come andrà a finire la vicenda giudiziaria. Ma intanto in primo grado l'uomo è stato condannato all'ergastolo e avete sentito appunto le motivazioni. Sì Valentina, è una vicenda, lo dicevi anche tu, che abbiamo seguito molto da vicino. Sì, l'abbiamo seguita perché appunto questa donna, Samira, era scomparsa nell'ottobre del 2021 e poi numerose volte il marito aveva fatto ritrovare nei campi proprio lì vicino, anche in maniera piuttosto eclatante, oggetti appartenuti alla donna. Una scarpa piuttosto che una agendina, insomma tutti i ritrovamenti nei campi vicini a Stanghella che sembravano voler far depistare inizialmente le indagini e che si sono sempre concentrate nelle campagne, perché più volte i cani molecolari hanno battuto palmo a palmo la campagna, i casolari anche vicino a Solesino e ovviamente il fiume Fratta Gorzone, dove pare che proprio Mohamed la notte del delitto abbia addirittura fatto un sopralluogo, ma al momento del corpo di Samira non è mai stato ritrovato. Puntualizziamo ottobre 2019, Valentina. 19. So che c'è una conferenza stampa, cambiamo argomento, presso l'ULSS di Padova per fare il punto sulla situazione della pandemia nell'area del Padovano.
Sì, come di consueto c'è il punto settimanale dell'azienda ospedaliera di Padova che dà i dati sull'andamento dei contagi e speriamo che insomma anche questa settimana possiamo registrare una diminuzione, perché la settimana scorsa era iniziato un progressivo calo dei casi positivi nella provincia. Speriamo che insomma questo andamento venga confermato e poi appunto sarà anche il modo per fare un po' di bilancio, visto che domani verrà ufficialmente chiuso il padiglione 8 della fiera, che era centro vaccinale dell'azienda ospedaliera e che in questi mesi ha vaccinato migliaia e migliaia di padovani, tenendo aperto anche nelle giornate di Ferragosto, quindi senza mai fermarsi. Domani chiude, ma le vaccinazioni comunque qui continuano, perché ovviamente si è iniziata con la somministrazione della terza dose per i pazienti seguiti dall'ospedale di Padova, i cosiddetti super fragili, ma poi anche nelle prossime settimane dovrebbero iniziare le terze dosi per gli anziani delle RSA e, come ha annunciato anche il governatore Luca Zaia, potrebbe andare di pari passo la vaccinazione anti-influenzale con quella della Covid e delle terze dosi, insomma, quindi sarà oggi proprio anche l'occasione per fare il punto di quanti vaccini siano stati somministrati nel padiglione 8 e anche per visitare il centro trasfusionale dell'ospedale di Padova. Poi tutti i dettagli nei nostri telegiornali serali. Grazie alla nostra Valentina Visentina. Noi andiamo avanti con il telegiornale Sport, Cultura e Spettacoli. Il CTS ha dato il via libera all'aumento delle capienze all'interno degli stadi, ma anche dei cinema e dei teatri, ma per il governatore del Veneto Luca Zaia non basta, bisogna tornare al 100% come nelle scuole. Sentiamo. Sport e spettacoli. Dal CTS via libera all'aumento della capienza. Per gli stadi l'asticella si alza al 75%, 50% nei palazzetti al chiuso. Per cinema, teatri e sale da concerto si sale all'80%, capienza massima solo per gli eventi all'aperto. Tutti gli spettatori dovranno essere muniti di Green Pass e mascherina. Sia negli eventi culturali che in quelli sportivi salta quindi la norma del posto vuoto accanto a chi non è convivente. Una decisione, quella del CTS, che per la prima volta vede il presidente della Regione Veneto prendere le distanze dai colleghi. Se infatti il presidente della Conferenza delle Regioni, Fedriga, parla di decisione equilibrata che recepisce la proposta della Conferenza delle Regioni e che ridà ossigeno al mondo dello spettacolo e della cultura, coniugando le esigenze della ripresa con le regole basilari della prevenzione, Zaia si spinge oltre, caldeggiando la riapertura per cinema e teatri al 100%. Penso che se mandiamo i ragazzi a scuola al 100% di capienza e stanno lì 5-6 ore in aula, non capisco per quale motivo poi ci siano delle attività che debbono avere coefficienti di riempimento minori. La verità è che bisogna rispettare le regole. Vi do solo un dato: i nostri medici in prima linea, terapie intensive, malattie infettive, pneumologie, si sono infettati e si infettano di meno dei cittadini perché usano la mascherina. Questa è la vera sfida. Rigoroso rispetto delle regole, ma capienza massima secondo Zaia, che guarda anche ad altri paesi europei. Fare con la prevenzione l'utilizzo della mascherina come accade all'estero nei teatri, ma dare la capienza totale. La riapertura con capienza all'80% è un primo segnale positivo per i teatri del Veneto, ma per poter continuare l'attività, dicono sia dal Teatro Stabile che dai teatri privati, serve la capienza al 100% dal prossimo gennaio. Certamente il fatto che si possa arrivare all'80% e quindi togliendo anche quel metro di distanziamento che per le nostre sale significa moltissimo, è un passo in avanti, non risolve ancora del tutto il problema. Al Teatro Stabile del Veneto 4 strutture, 2.265 posti di capienza massima e 600 lavoratori. Si guarda la decisione del CTS come un primo passo avanti, ma certo non sufficiente a garantire la sopravvivenza del sistema, che così può reggere al massimo sino a fine anno. Ci aspettiamo che da inizio 2022 diventi il 100%, perché se dovessimo andare avanti anche nel 2022 con una limitazione dell'80%, credo che inizieremo veramente ad avere problemi. Non è soltanto andare in recita, significa che se non ritorniamo ad avere le stesse entrate prima del pre-Covid, non riusciamo più a fare il nostro mestiere, che è la produzione di spettacoli.
Ancor più seria è la situazione dei teatri privati che non hanno la possibilità di accedere a fondi pubblici e sono fermi da febbraio 2020. Se hanno difficoltà loro a reggere, noi ancora di più. È un appello che stiamo facendo da mesi, assieme anche ad ATI, per l'associazione di categoria dei teatri privati. Qui non possiamo più andare avanti, abbiamo veramente bisogno di una mano, perché diversamente tutta questa impresa culturale privata rischia di affossarsi e di affondare e non possiamo permettercelo. Ci fermiamo adesso, c'è una brevissima pausa, torniamo tra pochissimo, parleremo di capienza negli stadi, nei palazzetti dello sport, vi aspetto. Rieccoci nuovamente insieme, Focus TG. Dunque abbiamo parlato di capienza e mondo della cultura con la capienza, l'apertura per quanto riguarda i teatri. Adesso ne parliamo invece sotto il profilo del mondo dello sport. Capienza degli stadi al 75%, palazzetti dello sport dal 35 al 50%, una boccata d'ossigeno. Adesso insomma è importante che torni il pubblico. Lo scorso anno, a fine ottobre, i palazzetti dello sport erano stati nuovamente chiusi, a stagione avviata e pur con tutte le cautele del caso. Un anno dopo il CTS dà il via libera a un nuovo importante passo verso la normalità, l'aumento della capienza dal 35 al 50%. Una novità accolta con soddisfazione dalla DeLonghi Basket e dal suo presidente Paolo Vazzoler. Ogni cambiamento che concede uno spazio in più è un cambiamento verso la normalità che ci auspichiamo tutti, per cui è già da prendere in maniera positiva e credo che soprattutto serva a tranquillizzare la gente, confermando che arrivare al palazzo è un'operazione sicura, veloce, a bassissimo rischio, per cui spero che soprattutto la gente, ora che c'è più spazio per entrare, torni a avere la voglia e la tranquillità di venire al palazzo. Positiva ma più tiepida l'accoglienza dell'aumento della capienza al 50% da parte dell'Imoco Volley. Ci aspettiamo onestamente qualcosa di più, perché visto anche un po' come sta andando l'andamento pandemico, una delle ipotesi che si era ventilata era il 75% e quindi crediamo che si possa arrivare in uno step breve al 75%. Che la strada sia già segnata in questa direzione lo pensa anche Vazzoler. Se tanto mi dà tanto è capace che tra un mese possono rivedere tutto e darci ancora più spazi. Quindi è il percorso che auspicavamo tutti. Per ora bisogna però fare i conti con la capienza a metà, che per le società in termini economici rimane comunque una grossa difficoltà. In prima battuta sul botteghino, quindi su biglietti e su abbonamenti, ma in seconda battuta anche su tutti i nostri sponsor, perché molti dei nostri contratti sono legati a un discorso di abbonamenti per gli sponsor, quindi risulta veramente importante questa prima riapertura nella speranza che a breve si arrivi almeno a un 75%. Vaccinazioni, debutta l'ex Maber di Villorba, il punto rosa ideato dall'ULSS 2 per mettere a disposizione delle donne in gravidanza punti informativi sulla vaccinazione contro il Covid. Il punto rosa ospiterà un ginecologo che farà consulenza e anamnesi alle future mamme, spiegando l'importanza appunto della vaccinazione contro il Covid. Il punto rosa, l'ex Maber a Villorba, sarà attivo ogni mercoledì dalle 15 alle 19. E adesso parliamo invece delle minacce alla CGIL. Assassini, scritto sulle colonne dell'ingresso della CGIL di Padova, attacco Novax al sindacato padovano che reagisce dicendo: non ci facciamo intimidire. Scritte Novax contro la sede della CGIL in via Longhin, assassini, scritto sulle colonne d'ingresso, prontamente ripulite. Continua ad essere sotto attacco la sede del sindacato padovano. La reazione dei vertici è netta. Non ci lasciamo intimidire, dicono in una nota alla stampa. Anzi, ribadiamo l'invito a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori di immunizzarsi contro il Covid-19. Nel corso di pochi giorni, prima Casa Pound, quindi Veneto Fronte Skinhead e infine Ignoti, hanno attaccato striscioni e imbrattato la sede della Camera del Lavoro di Padova.
Non ci lasciamo intimidire, continuano nella nota, ma cogliamo l'occasione per invitare ancora una volta tutte le lavoratrici e i lavoratori a immunizzarsi contro il Covid. È la cosa più importante che possiamo fare a tutela della salute e della loro stessa vita. Il vaccino è inoltre l'unico strumento che abbiamo a disposizione per evitare nuove chiusure che comporterebbero, nella migliore delle ipotesi, decurtazioni salariali a danno di chi già fatica ad arrivare a fine mese e, nella peggiore, ulteriore perdita di occupazione. È il nostro ospite in studio a Focus TG, l'onorevole leghista Germano Racchella. Buongiorno onorevole e ben trovato. Dunque una notizia pesante relativa a questo minacce Novax ai danni del sindacato CGIL di Padova. Che commento fare a questa notizia? Un commento naturalmente di vergogna, è un qualcosa di vergognoso, non riesco a capire perché questa reazione dei Novax. In Italia mi risulta che non sia ancora obbligatorio il vaccino, ma è obbligatorio per certi locali il Green Pass, che non significa necessariamente di farsi il vaccino. Io lo dico molte volte, sono vaccinato, credo nelle vaccinazioni perché questo ci hanno aiutato a contenere la pandemia, invito tutti a vaccinarsi, però arrivare alla violenza per un problema che non c'è lo trovo veramente una cosa vergognosa e spero che gli inquirenti riescano a individuare chi è stato e che abbiano che ricevono le giuste conseguenze del caso. Senta, abbiamo appena parlato di capienze per quanto riguarda il mondo della cultura, per quanto riguarda il mondo dello sport. Adesso vediamo insieme un servizio che tratta invece della capienza nei mezzi di trasporto. Ha fatto il punto l'assessore regionale De Berti e poi lo commentiamo insieme. A poco più di 2 settimane dall'inizio dell'anno scolastico, l'assessore regionale ai trasporti Elisa De Berti fa il punto sull'andamento della situazione. Tenete presente che su 25-27 mila corse che ci sono in tutto il Veneto quotidianamente, a parte qualche criticità che si manifesta a causa magari di incomprensioni tra le aziende di trasporto e i dirigenti scolastici o uscite anticipate degli studenti perché l'orario non è ancora definitivo, complessivamente mi sento di dare un giudizio positivo, insomma. La Regione, tra l'altro, come era stato preannunciato, accoglie anche le varie richieste e segnalazioni da parte di chi sui mezzi di trasporto sale ogni giorno e quindi tocca con mano eventuali criticità. Mano a mano che arrivano le segnalazioni di genitori e studenti che segnalano criticità, prontamente noi li giriamo alle aziende di trasporto. So che le aziende di trasporto stanno anche intervenendo, quindi insomma siamo riusciti a far fronte in maniera egregia alla riapertura delle scuole a febbraio con il 50% della capienza. L'80% della capienza sicuramente aiuta di più perché comunque il numero degli autobus necessari è inferiore, dobbiamo però tenere presente che l'80% della capienza è un autobus pieno, questo non ce lo possiamo negare. Se tutto dovesse proseguire in questo modo, spiega De Berti, non saranno necessari ulteriori cambiamenti. Andiamo avanti così, in questo modo, così come stiamo andando, il coordinamento rimane comunque in capo alla prefettura, perché vi ricordo che col DPCM del 3 dicembre dell'anno scorso è stato tolto il coordinamento alle regioni, però noi collaboriamo in maniera fattiva con i prefetti e andiamo avanti. Non credo che la capienza verrà toccata, rimarrà sicuramente, salvo peggioramenti della situazione che mi auguro non ci saranno, fino alla fine dell'anno scolastico. Quello che adesso è l'obiettivo è mantenere la didattica in presenza per tutti gli studenti. Abbiamo sentito onorevole Racchella, l'obiettivo è mantenere la didattica in presenza per tutti gli studenti, abbiamo visto quanto hanno dovuto sopportare gli studenti ma anche gli insegnanti nello scorso anno scolastico. Obiettivo, si diceva, mantenere la didattica in presenza e massima attenzione anche sul fronte dei trasporti.
Sì, concordo pienamente da quanto detto dall'assessore Berti. Non è soltanto l'obiettivo della Regione, ma l'obiettivo anche del Governo. Io faccio parte appunto anche della Commissione Cultura ed Istruzione e proprio in questi mesi parliamo soltanto di questo e stiamo facendo tutto il possibile per mantenere la didattica in presenza, perché abbiamo visto i danni che ha avuto la didattica a distanza. Anzi, ne approfitto per ringraziare insegnanti e famiglie soprattutto che si sono sostituiti alla scuola nei mesi scorsi. Il trasporto scolastico non è solo una problematica che abbiamo ora con il Covid, ma è una problematica annosa che abbiamo da anni, perché durante gli orari di trasporto scolastico i bus sono sempre strapieni e dunque non è soltanto un problema di mantenere la distanza, ma è un problema che dobbiamo risolvere per sempre e non soltanto ora che siamo in pandemia. Naturalmente faremo tutto il possibile, ma soprattutto a questo punto in emergenza forse è meglio pensare veramente a chiamare soprattutto i privati che ci diano supporto nel risolvere questa problematica. Senta, andando avanti con la campagna di vaccinazione, no? Insomma ci auguriamo tutti un miglioramento dei dati sul fronte dei contagi. Sarà possibile valutare capienze al 100% ad esempio per quanto riguarda i teatri o comunque il mondo dello sport? Beh, penso che tutti si augurino questo. Naturalmente dobbiamo tenere duro, lo so che il Green Pass può essere una limitazione, però se vogliamo uscirne il Green Pass ci può aiutare a portare la capienza al 100% sia allo stadio che al cinema che a teatro. Dunque speriamo che la pandemia passi, speriamo che più gente possibile si vaccini, che abbiamo visto che il vaccino aiuta e ve lo dico anche da sindaco dopo quello che mi è successo nella mia casa di riposo, per fortuna che quasi tutti erano vaccinati. Casa di riposo di Cartigliano, di Cartigliano, sì, naturalmente. Non oso pensare se non ci fossero stati tutti vaccinati che numeri negativi avremo. Dunque si sta lavorando anche su questo, anche in Commissione a Roma stiamo lavorando e studiando il metodo per aumentare le capienze all'interno dei teatri eccetera. Io ho fede che entro fine anno riusciamo a rendere il 100%, se l'andamento va come sta andando, se i dati non abbiamo una ricaduta pazzesca, che a fine anno riusciamo ad avere il 100% delle presenze in tutti questi siti. Ci sta dando una notizia, è una speranza, a che punto siamo? No, è una speranza naturalmente, perché la pandemia abbiamo visto che con tutte le varie varianti non sappiamo bene ancora cosa può succedere, ma è una speranza, ma ne sono convinto se l'andamento delle vaccinazioni va nel senso che sta andando, dunque dovremmo riuscire ad avere il 90% di vaccinati entro fine anno e dunque la speranza è più che una speranza, ma vuole essere un augurio positivo, ecco. Bene, allora con Focus TG ci fermiamo per una brevissima pausa. L'onorevole Germano Racchella rimane in nostra compagnia perché al rientro dalla pausa parleremo dell'inaugurazione del Ponte Vecchio di Bassano, che è in programma, inaugurazione ufficiale, che è in programma domenica, dunque c'è grande attesa ai piedi del Grappa, ne parleremo tra pochissimo, vi aspetto. Rieccoci nuovamente insieme, Focus TG, il nostro ospite in studio, l'onorevole leghista Germano Racchella. Allora, come annunciato, vediamo insieme il servizio realizzato dalla nostra redazione di Bassano del Grappa relativo alla cerimonia di inaugurazione ufficiale del restaurato Ponte Vecchio di Bassano. Vediamo. Si prospetta una cerimonia davvero intima per la riapertura del Ponte Vecchio, in programma domenica mattina. Lo si capisce prima di tutto dal fatto che il numero delle autorità presenti si riduce ogni giorno. Non sarà presente il presidente Sergio Mattarella e questo lo sapevamo già, ma non sarà presente neppure il ministro alla cultura Dario Franceschini e probabilmente non ci sarà neppure il sottosegretario ai beni culturali Lucia Borgonzoni. Che la cerimonia sarà intima lo si capisce anche dall'invito che il sindaco di Bassano, Elena
Pavan ha inviato ai colleghi e alle autorità del territorio, che in sostanza aspetteranno nel teatro di Piazza Castello il taglio del nastro, destinato esclusivamente alla stessa Pavan e a pochissimi altri ospiti. Dopo sfileranno 800 alpini, seguiti, almeno pare, dai consiglieri comunali, mentre sindaci e autorità seguiranno la cerimonia dal Teatro Gobbi. Sai mai che una manciata di fasce tricolori possano sballare gli equilibri dell'affollamento sul ponte. Intanto i locali di Angarano sono stati informati del fatto che i loro clienti saranno altrettanto intimi, visto che sarà possibile solo fare servizio all'interno e i plateatici non saranno utilizzabili. Insomma, una celebrazione, come diceva una vecchia pubblicità, per molti, ma non per tutti. Speriamo che poi il ponte torni finalmente a disposizione di tutti. Insomma, onorevole Racchella, c'è grande attesa a Bassano del Grappa per l'inaugurazione dopo il lungo restauro del Ponte Vecchio che ricordiamo è monumento nazionale. Sì, il nostro Ponte Vecchio di Bassano del Grappa è diventato monumento nazionale dal luglio del 2019 grazie a una mia PDL che fortunatamente ho portato a termine. Non è stato un percorso facile, ma ci sono riuscito. Domenica finalmente c'è l'inaugurazione della ristrutturazione del Ponte Vecchio di Bassano del Grappa, che è il simbolo, come tutti noi sappiamo, della nostra storia, è il simbolo degli alpini, ma è anche il simbolo di tutti quei militari che l'hanno attraversato per andare a difendere i confini della nostra patria, ma soprattutto è il simbolo della nostra cultura, visto che Palladio è uno dei simboli dell'Italia intera, di architettura, e dunque è una festa per tutti. Naturalmente, da come ho visto anche nel servizio, sarà una festa per pochi, ma penso sia stato fatto questo nel rispetto delle normative Covid e non per altri motivi. Ci sono sicuramente le norme anti-Covid da rispettare, abbiamo sentito che il taglio del nastro sarà riservato a pochissimi, probabilmente ci sarà anche lei, insomma, onorevole. Che emozione sarà? Ad oggi non ho notizia, sarò uno dei fortunati che va a tagliare il nastro. Naturalmente mi piacerebbe, anche perché lo sento anche un po' mio, visto che è divenuto appunto monumento nazionale, come poc'anzi dicevo, grazie a una mia PDL. Attendiamo, vediamo, mi è arrivato l'invito per andare con tutti gli altri, ma naturalmente c'è un punto di incontro, un ammassamento, poi si vedrà, non so se nei prossimi giorni arriverà un programma un po' più dettagliato. Comunque a Bassano del Grappa ricordiamo che non solo il Ponte Vecchio è un simbolo d'Italia, ma abbiamo anche l'ossario, che è un grande simbolo d'Italia e soprattutto un grande simbolo della nostra storia da rispettare e da tutelare. Ed è proprio per questo che anche per l'ossario non possiamo abbassare la guardia, ma dobbiamo fare gioco di squadra per riuscire a trovare quei fondi per permetterci di restaurarlo e portarlo come rispetta di essere portato, dunque senza nessun problema, è visitabile a tutti e soprattutto nel rispetto dei caduti che ci stanno riposando, che sono 5.400 mi sembra che stanno riposando. Dunque a tal proposito a breve stiamo organizzando una riunione con tutti i protagonisti, partendo dalla Curia, dal Comune, dalla Regione, dall'Onor Caduti, per preparare un dossier da inviare a Roma per capire come muoverci. In questi giorni, grazie a Rete Veneta che ha sollevato la problematica, ho sentito molto spesso sentire parlare facciamo una lettera al governo, facciamo una lettera alla regione, facciamo una lettera all'Onor Caduti. Qui non è da dare la colpa a nessuno per quello che non è stato fatto, ma era boccarci le maniche tutti assieme e riuscire a portare a casa il risultato, chiedendo anche aiuto a tutti quei comuni che hanno dei militi, appunto le ossa dei militi dentro all'ossario. In effetti, come diceva lei, Rete Veneta ha raccolto, ha fatto sua questa battaglia per la riapertura del Tempio Ossario, che dopo un lungo periodo di chiusura è stato finalmente riaperto solo pochi giorni fa, onorevole.
Sì, è stato riaperto, il primo ad avere la notizia sono stato io dopo l'interrogazione parlamentare che abbiamo fatto assieme all'onorevole Eric Pretto e Silvia Covolo al Ministero della Difesa. Martedì scorso ho ricevuto la telefonata che veniva aperto ai visitatori, ma questo, ripeto, è il primo piccolo risultato. Visto che tutti abbiamo fatto squadra, abbiamo raggiunto questo piccolo risultato, ora dobbiamo riuscire ad ottenere quello più grosso sempre tutti assieme, perché anche questo non è solo un simbolo, ma è un posto dove sono sepolti chi ha combattuto per la nostra libertà e per la nostra patria. Dunque il massimo rispetto e il massimo impegno. Restiamo a Bassano del Grappa per parlare di sanità, perché è stata inaugurata pochi giorni fa all'ospedale San Bassiano la sala operatoria ibrida, un passo importante che insomma ha visto protagonista l'associazione Helios, associazione di imprenditori Helios. Allora vediamo i primi interventi che sono stati realizzati dai sanitari con la nuova sala ibrida e poi torniamo con l'onorevole Rachella. Dopo allestimento, collaudo, inaugurazione e taglio del nastro, con relativa benedizione del cappellano del San Bassiano, ora la palla, anzi il bisturi, è passato ai medici, che hanno iniziato a utilizzare la sala operatoria ibrida al secondo piano dell'ospedale di Bassano. Una prima giornata con 3 interventi per prendere confidenza con gli strumenti e poi aumentare sempre più. Andremo a testare, cioè a conoscere in maniera un po' più approfondita sulla pratica clinica quello che l'angiografo può fare. Quindi partiamo un po' in sordina, ma per poi potenziare l'attività nei giorni successivi e arrivare a regime nel giro di qualche giorno, facendo ovviamente molti più pazienti. Un grande esempio di collaborazione tra pubblico e privato, i 55 imprenditori del territorio riuniti nell'associazione Helios Onlus, un progetto dietro l'altro, un acquisto di strumenti dietro l'altro, fino alla sala ibrida, un'operazione da primato perché è la prima in un ospedale pubblico del nord-est. Altre strutture stanno cercando di averla, ma Helios è arrivata per prima. Grazie anche a tutti i sostenitori che in questi anni sono stati vicini ad Helios nelle scelte, continueranno ad esserlo con nuova energia e passione per affrontare e realizzare le sfide future. Vorrei sottolineare inoltre che in questo progetto il messaggio di Helios, rendiamo contagiosa la solidarietà, non è uno slogan, ma una bellissima realtà. Continueremo con cuore aperto ed energia attrattiva per garantire nuovi impegni sempre con tanta passione e determinazione. Per il presidente Luca Zaia la presenza a Bassano è l'occasione per ricordare che ci sono in Veneto 500.000 prestazioni rimaste in sospeso perché il Covid è diventato la priorità e che i vaccini, pur se libera scelta personale, aiutano la sanità veneta che nei 68 ospedali eroga 80 milioni di prestazioni e gestisce 2 milioni di accessi al pronto soccorso. Io non vengo a fare la promozione dei vaccini, non spetta a me e non voglio neanche colpevolizzare chi decide di non farsi il vaccino. È un sentimento la paura, però da qui se hai questo sentimento che è da rispettare non si può trasformare nella costruzione di alibi a volte assurdi per far quasi passare l'idea che l'81% dei veneti sono degli idioti perché si sono vaccinati. Quindi è grazie a chi si è vaccinato che oggi questo paese, questo Veneto è aperto. Tornando alla sala ibrida, il primo intervento è stato a 2 mani tra i radiologi e il chirurgo cardiovascolare, poi un secondo intervento sulle arterie uterine e nel pomeriggio è stata risolta una stenosi carotidea, il presente che si fa futuro. Ci siamo trasferiti a lavorare in sala operatoria con i vantaggi di essere all'interno del gruppo operatorio, per cui potremo fare intanto procedure nuove che prima in radiologia non potevamo effettuare, dall'altra c'è la combinazione del lavoro in equipe. E che la collaborazione tra imprenditori e regione qui funzioni alla grande lo si è capito dal siparietto tra Zaia e il presidente Helios Livio Serradura. Lancio la sfida oggi, qualcuno mi ha detto 3 più 3 fa 6 milioni, ce li avete già i nostri 3 sul tavolo? Cioè, l'avete detto o no prima? Come prossimo presidente, qua facciamo...
Insomma, un esempio concreto di collaborazione tra il pubblico e in questo caso un'associazione, un gruppo di imprenditori che si mette al servizio della sanità pubblica, onorevole. Sì, ma permettetemi una cosa, visto che prima ho visto il mio presidente Luca Zaia che stava parlando di vaccinazioni, sta girando in questi giorni una fake dove Luca Zaia direbbe che sia lui che l'assessore alla sanità non sono vaccinati. È proprio una fake, perché Luca Zaia e l'assessore Lanzarin sono vaccinati, ecco, solo per sottolinearlo. In merito al servizio, in Veneto si direbbe tanta roba. Tanta roba, avere degli imprenditori che credono alla cosa pubblica e soprattutto alla sanità. Helios ha fatto una cosa meravigliosa, un progetto molto importante e soprattutto non ricordiamoci che escono anche loro da 2 anni di crisi per la pandemia e dunque sono riusciti con la forza ad ottenere questo grande risultato. Non è l'unico esempio dove gli imprenditori si mettono a disposizione le risorse per fare del bene. Io penso al mio comune Cartigliano dove abbiamo il progetto Giano, che è un gruppo di imprenditori che ci stanno veramente aiutando. La settimana scorsa abbiamo inaugurato ad esempio la scuola media e loro si stanno occupando per allestire tutta l'aula di informatiche a proprie spese. Dunque noi veneti siamo fortunati ad avere imprenditori che credono al progetto del futuro dei nostri paesi, del nostro territorio e mi auguro siano di buon esempio per altre regioni d'Italia. In tutto questo l'autonomia che forza potrebbe ulteriormente portare al tessuto imprenditoriale del territorio? Beh, l'autonomia sarebbe una grande forza, naturalmente, fa questa domanda ad uno che è entrato in Lega proprio per l'autonomia, che sono 30 anni che crede nell'autonomia e mi auguro che a piccoli passi riusciamo ad ottenere l'autonomia. Draghi in aula che lui sarebbe per il federalismo fiscale, per un'autonomia regionalizzata sotto l'aspetto fiscale. Mi auguro che questa avvenga più presto. Ricordiamo che è un passaggio molto molto importante e naturalmente di struttura proprio dello Stato italiano e dunque non può essere ottenuta in 448 perché non è una rivoluzione ma è proprio un cambiamento epocale e un cambiamento di sistema. Noi attendiamo, lo vediamo anche nel nostro contatore, nella grafica dei nostri telegiornali, 1438 giorni in attesa del governo, onorevole, 1438 giorni, insomma. Sì, ne togliamo quelli dove ci abbiamo avuto anche la pandemia, che ci ha un po' scombussolato il tutto e poi lo ripeto, non ricordiamoci. Per me è la prima esperienza che faccio a Roma, ho cambiato ben 3 governi in quasi 4 anni e tutti ben sanno che quando si cambia un governo si perdono sempre i 4-5 mesi per riassestare il tutto quanto. Dunque l'ho detto ancora, l'ho detto anche all'Assemblea di Confartigianato, purtroppo il sistema Italia forse è arrivato il momento di doverlo cambiare perché non possiamo andare avanti così con tutta quella burocrazia che c'è, è proprio il metodo di amministrare. Impariamo dal nostro governatore Zaia, concretezza, meno burocrazia, meno chiacchiere ma più fatti. E a proposito del governatore Zaia, è intervenuto anche sulla superstrada pedemontana veneta. Allora abbiamo preparato un servizio ma c'è una breve pausa, torniamo tra pochissimo e vedremo insomma le date, il cronoprogramma di questa grandissima opera, di questa infrastruttura che è destinata a collegare il Vicentino con il Trevigiano, sicuramente un'opera molto attesa dall'area pedemontana del Veneto. Vi aspetto a tra poco. Rieccoci nuovamente in diretta a Focus TG, parliamo di superstrada pedemontana veneta perché il governatore del Veneto Luca Zaia ha fatto il punto sull'andamento dei lavori e soprattutto sulle nuove aperture di tratti della grande infrastruttura. Sentiamo.
La strada pedemontana veneta avanza a grandi passi ed entro l'anno sarà sostanzialmente percorribile nella quasi totalità dei suoi segmenti. Lo conferma il governatore del Veneto, Luca Zaia. L'opera si va concludendo, quindi a fine anno avremo il collegamento fino a Spresiano e fino a Montecchio, il che vuol dire sostanzialmente quasi tutto il nostro asfalto dei 94,5 km completato. Poi nel 2022 avremo, con scansioni di tempo diverse, l'innesto su A27 in quel di Treviso Nord e l'innesto su A4 in quel di Montecchio. La pedemontana sta già entrando nella quotidianità di un territorio che ha bisogno di una nuova mobilità. Il futuro è quello di pensare che questa infrastruttura darà sicurezza nella viabilità, darà una riduzione dei tempi che ormai già è palpabile, e chi la utilizza se ne rende conto, e io dico anche, visti i flussi di traffico che si preannunciano buoni, riusciremo anche a rivedere i pedaggi, però non deve passare l'idea che le infrastrutture si possono percorrere gratis, perché è impossibile, qualcuno deve pagare. E Zaia risponde anche alle polemiche sui costi per gli utenti. E chi mi viene a dire, ma nella 4 il costo a chilometro è più basso, sì, ma stiamo parlando di una autostrada che è ammortizzata, che ormai avrà 50 anni penso, no? Quindi siamo in un'altra era glaciale. Oggi non stiamo parlando di pedemontana veneta, infrastruttura nuova che viene pagata 153 milioni all'anno, è un'infrastruttura che costa di tutto punto 2 miliardi 258 milioni di euro. Insomma, onorevole Racchella, i cantieri della pedemontana vanno avanti a grandi passi. Abbiamo sentito che insomma non si dovrà attendere ancora molto per avere l'infrastruttura completata. Poi c'è il nodo dei raccordi con le due autostrade A4 nella parte vicentina, A27 invece per quanto riguarda la parte trevigiana. Ricordiamo questo lungo nastro d'asfalto, questa superstrada pedemontana che collega appunto la A4 Montecchio Maggiore con la A27 a Spresiano. Attualmente è percorribile una parte di pedemontana e insomma è un territorio che si aspetta di poter quanto prima usufruire di questa grande arteria stradale. Sì, una grande arteria stradale eccezionale, ma soprattutto la vedo, quando è terminata, una grandissima opportunità per il nostro territorio. La Regione Veneto ce l'ha fatta, ci ha creduto, la sta portando a termine, da come abbiamo sentito dal nostro governatore nel 2022 dovrebbe essere conclusa. Ora sta a noi, amministratori del territorio, renderla una opportunità. Non deve rimanere soltanto una strada di passaggio, ma deve essere un'opportunità turistica e per far conoscere il nostro territorio e la nostra cultura. Dopodiché però non dimentichiamo che dobbiamo pensare anche alla Valsugana, perché naturalmente anche Trento e Bassano dobbiamo pensare a fare un qualcosa, metterla in sicurezza, risolvere il problematico e annoso problema di Carpanè e poi di conseguenza dobbiamo trovargli anche il sistema per alleggerire la statale 47 che oramai è diventata impercorribile, e quando la pedemontana sarà terminata studiare bene i flussi del traffico per capire quanta gente verrà a Bassano, a Rosà, per prenderla. Dunque c'è molto lavoro da fare, ma sono sicuro che se tutti noi protagonisti ci mettiamo attorno a un tavolo riusciamo a superare anche queste problematiche. Le chiedo un ultimo commento. Sicuramente in questo momento punto debole della pedemontana è l'elevato costo dei pedaggi, ma è anche vero che costa molto ovviamente ed è una infrastruttura che è appena stata realizzata, quindi l'hanno annunciato più volte dalla Regione. In base poi ai flussi di traffico saranno valutate delle riduzioni o anche degli abbonamenti per quanto riguarda i pendolari, onorevole. Beh, sono sicuro di questo, anche perché quando sarà terminata veramente ci sarà il traffico nella pedemontana che non dico che triplica ma quadrupla addirittura, perché è una grossa arteria e naturalmente si rivedranno anche i pedaggi. Ora come ora, non lo possiamo negare, sono molto cari e molti preferiscono ancora prendere la vecchia Gasparona piuttosto che la pedemontana veneta.
Bene, la ringrazio per l'intervento nel corso del nostro telegiornale Focus TG, grazie all'onorevole Germano Rachella. Andiamo avanti con il telegiornale. Oggi pomeriggio è in programma a Gambellara l'Assemblea Generale di Confindustria Vicenza. Diamo la linea alla nostra redazione vicentina, alla collega Luisa Bertini. A te, Luisa. Sì, buongiorno a te, buongiorno ai nostri telespettatori. Oggi qui a Vicenza, a Gambellara, si svolgerà l'Assemblea Generale di Confindustria Vicenza, dove sarà presente anche il Presidente nazionale Carlo Bonomi, arriverà anche il Presidente della Regione Luca Zaia e ci sarà ovviamente anche la Presidente, la neopresidente Laura Dalla Vecchia di Confindustria Vicenza, che presenzierà per la prima volta proprio in qualità di Presidente. L'incontro dal titolo "Qui puoi costruire il futuro" avrà come tema principale quello legato ai giovani e alle nuove generazioni, quindi sarà anche un'occasione di confronto tra gli industriali di generazioni diverse per giovani che rappresentano appunto la priorità, specie relativamente alla ripresa post-Covid. Quindi si parlerà verosimilmente anche di come trattenere questi talenti in Italia, degli effetti che il PNRR e quindi delle proiezioni che avrà sull'occupazione sia giovanile sia femminile, sia sulla formazione rivolta ai giovani per essere traino per la ripresa. Obiettivi legati anche all'accompagnamento delle aziende nei confronti della transizione digitale e della transizione ambientale, che sono temi quanto mai all'attenzione pubblica e che nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza hanno una voce di spesa e di investimento tra le più consistenti. Quindi si parlerà anche delle prospettive in termini proprio produttivi di questo Recovery Fund in chiave tricolore. Ecco. Poi si parlerà dei nuovi profili, sempre relativamente ai giovani e alle nuove professioni che si vanno a delineare, che anche il Covid ha messo in luce, quindi nel mondo digitale, nel mondo dell'informatica e legati alla transizione ecologica. Immagino che ci sarà anche occasione di fare riferimento ai numeri, quindi di fare il punto della situazione. Mi riferisco ovviamente alle imprese qui del Vicentino, punto della situazione sulla produzione industriale, che nel primo trimestre dell'anno ha iniziato a rialzare la testa, tornando a guadagnare terreno rispetto allo stesso periodo del 2020, e quindi immagino che si parlerà anche degli sforzi che stanno facendo le fabbriche e del modo in cui la politica può incentivare appunto politiche attive di ripresa. Tornando al tema giovanile, al tema dibattuto nel territorio relativo agli ammortizzatori sociali, si parlerà immagino anche del salario minimo, visto che il Presidente Bonomi ha già incassato il sostegno e l'appoggio per questo dai sindacati, che in Italia è una misura già di fatto esistente. Altro tema che si sta dibattendo in queste ore tra il Primo Ministro Draghi e le sigle sindacali è quello relativo anche alle morti sul lavoro, quindi faremo anche un po' il punto della situazione su quello che sta succedendo in Veneto, perché sono dati preoccupanti che non accennano a diminuire e che collocano purtroppo la regione al 7° posto su scala nazionale. Poi verosimilmente ci sarà anche un focus sull'aumento dei prezzi dell'energia, che gravano non solo sulle famiglie ma anche sulle imprese. Insomma, tutti questi saranno i temi sul tavolo dei relatori per l'incontro che, lo ripeto, sarà oggi pomeriggio alle 17:30 a Gambellara per questa riunione degli industriali vicentini. Da Vicenza è tutto.
Grazie alla nostra Luisa Bertini, andiamo avanti, restiamo a Vicenza con le immagini della cerimonia di intitolazione dell'area davanti allo stadio Menti al grande Paolo Rossi. Io non ero molto convinta e devo dire che adesso posso solo dire, alzare gli occhi al cielo e dire avevi proprio ragione, questa è proprio casa. E ricambiando l'abbraccio e il calore che i vicentini hanno sempre manifestato nei confronti dell'indimenticato campione Paolo Rossi, cittadino onorario del capoluogo berico, che sua moglie ha inaugurato l'area che da oggi si chiama Largo Paolo Rossi 9. Questo largo davanti allo stadio dove Paolo è cresciuto, è diventato Paolo Rossi, è diventato anche Pablito, perché da qui poi è andato in nazionale, sicuramente è una cosa che lui avrebbe apprezzato molto. Ma a memoria del calciatore scomparso a dicembre scorso, anche l'assegnazione del 57° premio Basilica Palladiana per essere stato un ambasciatore della vicentinità e della semplicità. Lui che pur con il mondo ai suoi piedi, si legge nelle motivazioni, cercò di non calpestarlo. Unire anche questo premio al nome di Paolo sarà sicuramente un altro tassello importante della sua vita e della nostra vita. La decisione di dedicare al campione, toscano di nascita ma adottato negli anni d'oro dal calcio vicentino, è stata presa dall'amministrazione comunale e dalla società Lanerossi Vicenza. Speriamo che questa diventi un'area importante della città, un'area di ricordo della sua figura, un'area di aggregazione, un'area di sorriso che era la caratteristica fondamentale di Paolo. E nell'estate 2022 prenderà il via l'intervento di riqualificazione di tutto il piazzale in onore del bomber. Un'opera importante, 250.000 euro di ripristino dell'area, di messa in sicurezza, di pulizia, una nuova pavimentazione con delle sedute, e sarà un punto di ritrovo naturalmente per i cittadini residenti ma anche in occasione delle partite. Un ricordo che, come una pellicola destinata a diventare un documentario sul campione, non spegne i riflettori sulla sua grandezza. Ci spostiamo adesso sull'altopiano di Asiago. Ora c'è davvero paura per i lupi dopo gli ultimi incontri ravvicinati e le ultime predazioni. Sentiamo. L'incontro ravvicinato che Marco Finco di Gaglio ha avuto con i lupi che gli avevano appena ammazzato e sbranato un cane ha riportato in auge il problema dei selvatici in altopiano, e ancora una volta i sindaci chiedono più attenzione per un territorio che ha pagato un prezzo altissimo in termini di predazioni negli ultimi mesi. Spero che questo fatto, questo ulteriore ennesimo fatto che coinvolge in primis una persona umana, un nostro concittadino, possa non far cadere nel nulla o invano il nostro appello a quello che è il buon senso a livello di tutela della sicurezza pubblica e buon senso a livello della tutela generale della biodiversità. Il sindaco di Gaglio ricorda come il suo comune stia dando ospitalità a ricercatori dell'Università di Sassari per un progetto internazionale sul lupo. Vorremmo finalmente avere dei numeri certi su cui poter discutere a livello regionale e a livello nazionale quello che è la gestione del piano nazionale del lupo, per capire se questa convivenza ha dei parametri oggi certi e obiettivi, oppure certi parametri saranno da rivedere. Ecco quindi l'appello di Munari alle istituzioni. Qualcuno si metta d'attenzione e di buona lena su questo tema per analizzare veramente i dati ad oggi in mano ai ricercatori e poter da qui ripartire e riscrivere quello che è il tanto atteso piano di gestione nazionale del lupo. C'è ancora una breve pausa, ma con Focus TG torniamo tra pochissimo e torneremo a parlare di cronaca. Vi aspetto. Rieccoci nuovamente insieme Focus TG, torniamo alla cronaca perché il conducente di un mezzo pesante è morto questa mattina in autostrada A4 nel tratto tra San Sino di Livenza e il nodo di Porto Gruaro in direzione Trieste. L'uomo, secondo le prime informazioni, di nazionalità straniera, poco prima delle 7 ha perso il controllo del veicolo sbattendo contro le barriere poste sul lato destro della carreggiata. Le cause dell'incidente sono in fase di ricostruzione
conduzione, ma pare che il camionista stesse cercando di accostare, colto da malore. Si tratta dell'ennesimo incidente mortale nel giro di poche ore. Nello stesso punto, attorno alle 18 di ieri pomeriggio, infatti, aveva perso la vita un altro camionista a seguito di un tamponamento a catena tra mezzi pesanti. E una vittima ieri a causa anche di un incidente, di un gravissimo infortunio sul lavoro accaduto a Loreggia. Siamo in Alta Padovana e allora ci colleghiamo con la nostra Chiara Gaiani della redazione di Padova. Buongiorno Chiara. Buongiorno Monica, buongiorno ai telespettatori, spero che non ci sia fastidio perché insomma ci sono alcuni rumori, alcuni lavori all'interno del cortile di al momento dissentiamo benissimo Chiara. Dicevo del gravissimo infortunio sul lavoro accaduto ieri a Loreggia, l'11ª vittima del lavoro nel Padovano. Sì, si tratta di un piccolo artigiano, di un imbianchino per la precisione, che nel pomeriggio nella zona artigianale di Loreggia è caduto da un'impalcatura dall'altezza di 5 metri. Quest'uomo aveva 52 anni, era residente in questo momento a Castelfranco. Nonostante i tentativi lunghissimi di rianimarlo da parte dei sanitari del SUEM 118, è stato fatto alzare in volo anche l'elicottero. Purtroppo per lui non c'è stato davvero nulla da fare. Una scia che non accenna a fermarsi purtroppo in provincia di Padova. E allora Chiara, vediamo il servizio con le immagini del luogo del sinistro e un racconto di quanto accaduto. Stava tinteggiando il soffitto di un locale del capannone della ditta Lavor Metal di Loreggia quando all'improvviso è precipitato da 5 metri d'altezza. Non c'è stato nulla da fare per Valeriano Bottero, 52 anni, di Loreggia, morto poco dopo l'arrivo dei soccorsi. L'ennesimo infortunio mortale sul lavoro è avvenuto nel primo pomeriggio di martedì. Secondo i dati dell'Osservatorio Nazionale è l'11° nella provincia di Padova nel 2021, che risulta essere la peggior provincia del Veneto per morti bianche. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, titolare di una ditta di tinteggiatura a Loreggia, si trovava sopra un'impalcatura a 5 metri d'altezza e stava lavorando a una facciata dell'azienda quando all'improvviso è precipitato al suolo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e lo Spisal di Campo San Piero, che sta cercando di ricostruire cosa abbia provocato la caduta e se siano state rispettate tutte le norme di sicurezza. Immediato anche l'intervento dei medici del 118, arrivati in pochi minuti in via Maestro Antonio Ceccon a Loreggia, dove ha sede la Lavor Metal, ditta specializzata nella lavorazione dei metalli. Dopo numerosi tentativi di rianimazione, il 52enne, che da poco viveva a Castelfranco, è deceduto per i traumi riportati. La frequenza con cui avvengono queste morti è intollerabile, non si può parlare di fatalità, ha commentato la CGIL di Padova dopo la notizia della morte dell'artigiano. Questo dunque è quanto accaduto nel pomeriggio di ieri a Loreggia con questo incidente sul lavoro mortale che purtroppo segna l'11ª vittima del lavoro nel Padovano. Andiamo avanti, parliamo del piano antismog. Da venerdì scattano i divieti diesel Euro 4 per il momento salvi grazie all'emergenza pandemica. Facciamo il punto. Centrata in pieno da un'auto mentre stava facendo una passeggiata, pochi metri ancora e sarebbe stata a casa. Dramma questa mattina a Montegrotto Terme, dove una 69enne è stata travolta e uccisa. L'autista alla guida di una Lancia Y è uscito di strada e ha investito una donna mentre era a piedi sul marciapiede. La vittima era Imonda Veronese. L'incidente è avvenuto in via Caposeda, proprio davanti alla sede della Croce Rossa. La donna è stata sbalzata lontano ed è finita contro un'auto parcheggiata all'interno del cortile, dove sono posteggiate anche le ambulanze. Alla guida dell'auto che l'ha investita un 24enne dipendente di un supermercato che aveva appena finito il turno di notte. Il giovane di Torreglia stava tornando a casa, forse a causa di un colpo di sonno ha sbandato ed è uscito di strada finendo sul marciapiede. La sua auto, dopo aver centrato la 69enne, è stata fermata da un albero. Un destino tragico quello di Raimonda Veronese. Se fosse stata appena 5 metri più avanti, protetta proprio da quell'albero, sarebbe ancora viva. Sul posto i carabinieri che hanno sottoposto il 24enne all'alcol test risulta
risultato poi negativo. Il ragazzo è stato comunque arrestato per omicidio stradale, ma essendo incensurato è stato rimesso in libertà. Per la 69enne non c'è stato invece nulla da fare. L'impatto è stato talmente violento e nemmeno i soccorsi istantanei dei volontari della Croce Rossa sono riusciti a rianimarla. Abbiamo visto il servizio relativo alla tragedia accaduta ieri a Montegrotto Terme. Una donna di 69 anni, lo avete sentito dal servizio, è stata travolta e uccisa da un'auto guidata da un giovane. Allora adesso vediamo, grazie alla regia del collega Fabio Verin, il servizio relativo al piano antismog, perché da venerdì scattano i divieti. Scatta da venerdì 1 ottobre l'ordinanza antismog a Vicenza. Stop dunque i mezzi più inquinanti, confermata la circolazione degli Euro 4 e le molteplici eccezioni previste. In centro storico e nella prima cintura urbana viene fatto divieto di circolazione per i veicoli a benzina fino agli Euro 1 e diesel fino agli Euro 3. La grande novità è in allerta arancio, che è un periodo che di solito a Vicenza arriva a gennaio e febbraio. In allerta arancio si bloccano insieme agli Euro diesel 0, 1, 2 e 3 anche i 4 e i 5. Qualora si dovesse andare in rosso anche gli Euro 5 commerciale. Sospeso il blocco delle auto in ogni caso nel periodo natalizio dal 24 al 31 dicembre compresi. A fare ancora una volta la differenza potrebbe essere la permanenza o meno dell'emergenza pandemica, dato ora fissata a fine anno. Qualora, come in realtà speriamo, il Covid ci dovesse lasciare, in allerta verde già bloccheremo gli Euro 4 diesel. Ordinanze antismog che la provincia ha cercato di ordinare con un tavolo tecnico che ha coinvolto i comuni del territorio, una settantina quelli che hanno aderito. Le limitazioni riguardano tutte le fonti di inquinamento atmosferico, dai veicoli alle caldaie, passando per l'abbruciamento di ramaglie e lo spendimento di liquami. Ma non si è parlato solo di emergenza, ma anche di prevenzione, e al riguardo la provincia ha messo a disposizione dei comuni un fondo di 200.000 euro per dotarsi del piano d'azione per l'energia sostenibile e il clima. Un'applicazione per visitare virtualmente il Museo di Santa Caterina. Siamo a Treviso con i suoi affreschi e le sue collezioni. Arte e cultura sempre più tecnologiche. La visita al museo diventa un'esperienza da fare anche attraverso il proprio cellulare, con 40 minuti di immagini e racconti che virtualmente conducono il visitatore attraverso le stanze del Museo di Santa Caterina. Basterà seguire dei percorsi, si potrà scegliere se si hanno 10 minuti, per esempio visitare solo il ciclo di Sant'Orsola, oppure tutto il museo e scoprire i segreti dell'archeologico. Ci saranno 40 dispositivi presenti gratuitamente in museo, oppure molto più facilmente si potrà scaricare l'app dal proprio smartphone su Google Play o App Store, è un'app molto semplice, e poi decidere come visitare il museo. Una nuova applicazione, un nuovo strumento che si potrà usare per rinfrescare opere già viste oppure per lasciarsi incuriosire. 2 lingue, italiano e inglese, 3 percorsi possibili. Un luogo magico che racconta anche la storia della città attraverso i reperti raccolti e conservati da Luigi Bailo, ma anche i suoi affreschi del 300 e 400. Un luogo, come conferma l'assessore ai beni culturali Lavinia Colonna Preti, sempre più visitato soprattutto dai trevigiani. Grazie alla mostra di Casaro siamo circa a 1000 visitatori a settimana. Non sono ancora i dati delle grandi mostre pre-Covid, perché chiaramente viene a mancare un determinato tipo di pubblico, che sono le scuole, che sono i grandi gruppi, che ovviamente non ci sono, e anche il turismo sta cominciando. Il dato molto interessante, e che per fortuna fa da contrappeso alla mancanza di visitatori stranieri, è che i nostri musei sono visitati tantissimo da un turismo di prossimità. Tra qualche mese arriverà anche la versione dell'applicazione dedicata ai bambini. Ci spostiamo adesso a Venezia, dove il sindaco Brugnaro è tornato a parlare del Mose. Sentiamo che cosa ha detto. Attualmente il Mose è ancora in fase provvisoria. Secondo i suoi costruttori, la data annunciata per la sua entrata in funzione è la fine del 2021. Per il sindaco Luigi Brugnaro, con il progetto definitivo, le paratoie però dovranno alzarsi quando la marea supera i 110 centimetri e non 130, così da non mettere in ginocchio buona parte del centro storico. Prima si dovrà procedere al dragaggio manutentivo di tutti i canali portuali e della città, per evitare di bloccare le attività portuali e industriali, mettendo a rischio il futuro di 21.000 lavoratori che producono un fatturato annuo di 6,6 miliardi di euro.
ma il progetto vero è a 110. Il tema è che dobbiamo rendere agibili i canali portuali prima poi di bloccarlo a 110, perché sennò tu blocchi il porto. Il porto è la vita di tutti, non è la vita solo di Venezia. Allora noi dobbiamo ridare agibilità al porto, renderlo anche fattivo di notte, perché noi abbiamo il sentiero luminoso che non viene utilizzato, dobbiamo ricertificare tutto, e a quel punto, anche se avremo meno ore di lavorative di giorno, perché avremo il Mose che si chiuderà più spesso, ricompenseremo con le ore del lavoro notturno, per cui alla fine il porto di Venezia potrebbe anche guadagnarci. La qualificazione dei fanghi, i metodi di escavo e trasporto, l'individuazione dei siti di recapito, la definizione degli interventi di sicurezza ambientale, tutto è pronto per Brugnaro. Ma sarà meglio che il materiale lo togliamo da sotto il fondo dell'acqua che gli gira continuamente o lo lasciamo lì? Cioè, è evidente che è meglio toglierlo. Abbiamo anche messo a posto proprio una serie di punti dove si può portarlo, ai Moransani per esempio, per cui abbiamo anche tutte le possibilità di farlo. Il governo sta andando sulla direzione che ho detto io, anche sulle grandi navi, Canale Nord, Lato Nord, tutto quello che ho detto, solo che ci avevamo messo 6 anni. Per fortuna è arrivato Draghi che ha rimesso un po' in pista le situazioni, perché a chiacchiere qua ci stanno ammazzando. Noi abbiamo bisogno di fatti. Continua a tremare la terra in Veneto, una scossa di magnitudo 2.9 è stata registrata alle 18:58 di ieri sera in provincia di Padova. L'epicentro è stato individuato a 1 chilometro a sud-est di Bagnoli di Sopra ad una profondità di 6 chilometri, ma la terra ieri ha tremato anche nel Trevigiano. Sentiamo. La prima scossa è stata preceduta da un boato alle 2:45, la seconda pochi istanti dopo alle 2:46, migliaia le persone tirate giù dal letto da Fara di Soligo a Quero Vas, da Conegliano a Borgo Valbelluna, tanti scendono anche in strada. È piena notte quando la rete sismometrica del Veneto segna rispettivamente 3.7 e 3.5 della scala Richter. L'epicentro a Viane, a cavallo tra le province di Treviso e Belluno, ha una profondità di circa 10 km. Seguono 4 repliche, la più forte di 2.6 Richter alle 3:32, ma lo sciame sismico interrompe la sua sequenza solo alle 6:26. Una notte agitata, nessun danno a persone o cose, tanta la paura e gli interrogativi. C'è apprensione perché comunque stiamo parlando di una zona che è altamente sismica. È una zona che comunque nel 1650 ebbe un grande terremoto, una zona che comunque è sempre sotto osservazione, c'è una faglia importante, e quindi aver avuto 2 scosse da 3-4 di scala di magnitudo a distanza di 1 minuto una dall'altra questa notte, insomma, è stata percepita, non ci sono stati danni, però insomma, va controllata, va osservata, va accompagnata. Subito è scattata l'allerta della Protezione Civile del Veneto con il Centro di Ricerche Sismologiche dell'Istituto Oceanografico di Trieste, che in giornata ha installato nuovi strumenti di rilevazione nella zona interessata, come si vede anche dalle immagini. Presente l'assessore Botaccin. Adesso viene installata, proprio in fase di installazione, una rete di monitoraggio aggiuntiva rispetto a quella esistente, quindi la rete mobile nei comuni di Quero e nei comuni di Miane, appunto per verificare anche eventuali situazioni di microsismi. Negli ultimi mesi la zona è stata interessata da terremoti di minore entità localizzati più a sud verso Pieve di Soligo. Scosse analoghe si ricordano nel 2011 e nel 2015, un fenomeno che sarà oggetto di uno studio in partenza proprio con l'OGS di Trieste e che riguarderà l'intera regione. Adesso sta partendo un progetto che non ha uguali al mondo di monitoraggio sismico con 300 sensori in tutto il Veneto e che consentirà di studiare anche eventuali fenomeni premonitori. Oggi come oggi non è possibile prevedere i terremoti, ma magari con questi studi approfonditi fatti dall'OGS, che è in convenzione con la regione, magari un domani chissà. Parliamo adesso di tassisti abusivi. Il sindaco di Vicenza, Francesco Rucco, porta il problema all'attenzione del Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza. Tassisti abusivi, la questione a Vicenza torna sul tavolo del prefetto su richiesta del sindaco Francesco Rucco, che ha raccolto le istanze e le lamentele dei tassisti irregolari. A settembre dell'anno scorso un'operazione della polizia locale aveva puntato i riflettori sul fenomeno, ma la situazione non è cambiata ed ora il tema è stato all'ordine del giorno del Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza. Sono emersi dei profili
offrono uno spaccato anche ulteriore rispetto alle conoscenze che già si possedevano su questo tema. Il passo successivo saranno una serie di approfondimenti specifici in collaborazione con gli stessi tassisti per riuscire a meglio definire i contorni di un fenomeno che potrebbe avere anche risvolti ben più gravi. Cominciando soprattutto a capire se i fatti che poi vengono lamentati sono eventi episodici innanzitutto o se sono vere e proprie fenomenologie in qualche modo radicate e soprattutto se abbiano degli spaccati di valenza non soltanto amministrativa, ma magari tagli che possono in qualche modo presentare fattispecie di interesse anche in punto di anticrimine, insomma. Non hanno scritto e non c'è un numero che li identifichi, non hanno un centralino che raccoglie le chiamate. I tassisti abusivi hanno auto anonime che si fermano a poca distanza dalla stazione ferroviaria e generalmente sono condotte da immigrati stranieri che ne hanno fatto un business trasportando, grazie al passaparola, generalmente soldati americani e connazionali. Una concorrenza sleale fatta di prezzi vantaggiosi e nessuna regola. Dopo 17 anni i genitori di Matteo Vanzana, il lagunare morto in Iraq in missione di pace, sono ancora in attesa del trattamento di fine esercizio che spetterebbe al figlio. Una brutta vicenda che vi raccontiamo nel prossimo servizio. Le istituzioni sono così in Italia, bisogna combattere per avere i propri diritti. Enzo Vanzan, dopo 17 lunghi anni, combatte ancora. Suo figlio Matteo, invece, primo caporalmaggiore del reggimento Lagunari Serenissima, ha smesso di lottare il 17 maggio 2004 a Nassiriya. Dal conflitto in missione di pace, dove il figlio ad appena 23 anni è deceduto in una sparatoria contro le milizie sciite, la battaglia continua. Sono il padre e la madre a volerla sostenere per riuscire ad ottenere il riconoscimento da parte dell'INPS del trattamento di fine servizio, l'equivalente del TFR per i dipendenti pubblici statali, che per Matteo deve essere ancora elargito da quando è morto. Non è una questione di soldi, è solo che penso che è una questione di giustizia. Quello che uno spetta. Tutto qua, perché la legge per le vittime del terrorismo prevede. Quello deve essere, niente di più. A Matteo Vanzan, che il 1° ottobre avrebbe compiuto 40 anni, è stata intitolata una piazza a Camponogara ed un cippo in sua memoria, dove a poca distanza svetta il tricolore e il vessillo dei Fanti d'Amar. Dopo la sua morte, il funerale solenne con tanto di croce d'onore conferita all'epoca dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. Lo Stato ha riconosciuto Matteo Vanzan vittima del terrorismo, lo ha anche avanzato di grado, ma allo stesso tempo, per cavillosi procedimenti burocratici, sta negando ai suoi familiari l'erogazione della liquidazione, in quanto l'allora caporale dei Lagunari era un volontario in ferma breve. E invece lui ha avuto un avanzamento di grado e quel grado era considerato in ferma permanente. Pertanto Matteo ne aveva diritto. Di fronte al diniego ricevuto, i familiari si sono infatti rivolti al TAR in base alla legge 206 emanata nel 2004 in favore delle vittime del terrorismo. I giudici hanno però rilevato che il ricorso potrebbe risultare inammissibile per difetto di giurisdizione, in quanto la competenza sarebbe del tribunale ordinario. La battaglia legale per i genitori di Matteo non è ancora finita. Rifaremo di nuovo causa e andremo avanti per via ordinaria. Noi non ce la prendiamo con lo Stato, ma ce lo prendiamo con le amministrazioni dello Stato. Spera che questa storia finisca più presto. Spero, sinceramente, sono passati solo 17 anni, Il prossimo servizio ci arriva dalla nostra redazione di Belluno. Parliamo di sanità e montagna, sicurezza e territorio. Sono questi gli ambiti toccati dal master presentato dall'ULSS 1 a Feltre e dall'Università di Padova. Ecologia in montagna, ipotermia accidentale, trattamento del paziente in ambiente impervio sono solo alcune delle materie trattate nel master di primo livello in prevenzione ed emergenze in territorio montano e alta quota, iniziativa che con la collaborazione di ULSS 1 e Università di Padova ha raggiunto la 5ª edizione, diplomando fino ad oggi 60 specialisti. Per il nuovo anno accademico le preiscrizioni sono ancora aperte, una proposta di eccellenza alla prova che la sanità in montagna non è solo questione logistica ma pure sanitaria.
sanitaria. La formazione è essenziale per avere degli operatori preparati, pronti ad affrontare sia la prevenzione che effettivamente l'urgenza emergenza in montagna. Quindi avere operatori formati per noi è essenziale. Pensiamo al soccorrere soggetti che sono dispersi nei monti oppure che hanno avuto un incidente, quindi molto peculiare la loro caratteristica dal punto di vista di assistenza sanitaria. Sedi dei tirocini, oltre ai luoghi dell'Ulsuno, anche il comando dei vigili del fuoco provinciale, il soccorso alpino, la federazione sicurezza piste sci, le guide alpine, un valore aggiunto per chi in montagna ci vive, ma anche per i visitatori. A volte diamo per scontato il fatto e pensiamo che in qualsiasi parte del mondo la macchina dei soccorsi sia come quella a cui siamo abituati qui. Non è così. Però dobbiamo pubblicizzare anche questi aspetti, perché questo può essere utile a richiamare ulteriori turisti in queste zone che si sentono più rassicurati dal fatto di avere la certezza di una macchina operativa che è così efficace. A complimentarsi con i neodiplomati anche l'assessore alla sanità Lanzarina, tanti gli studenti provenienti da fuori provincia, ad accomunarli la passione per la montagna talmente profonda da diventare prospettiva di vita. Io vorrei chiedere il trasferimento per lavorare in azienda Ulsuno e in area di emergenza, insomma. Anche per me entrare nell'area dell'emergenza e cercare di dare il meglio, soprattutto in montagna, visto che entrambe tutti noi siamo appassionati. E a proposito di sanità e nuovi progetti, a Portogruaro nasce la cittadella per curare le persone affette da disturbi alimentari. In occasione dei 20 anni è stato reso noto il progetto di ampliamento della cittadella dedicata ai disturbi alimentari a Portogruaro. La prima e unica realtà pubblica in Italia di queste dimensioni dedicata ai giovanissimi. Una ristrutturazione e con ampliamento dell'esistente. Ai 450 metri quadri attuali si aggiungono altri 500 metri quadri di nuovo, e quindi avremo in un'area di 6.000 metri quadrati una struttura unica polifunzionale di poco meno di 1.000 metri quadri che conterrà la comunità residenziale per minori, il centro diurno e gli ambulatori e ovviamente gli spazi dedicati agli operatori con tre accessi diversificati nel rispetto di quelle che sono le regole imposte anche dal Covid di distanziamento e di sicurezza e protezione per dipendenti e per pazienti. Sarà una vera e propria cittadella per i disturbi alimentari dedicata ai più giovani, perché l'esordio della malattia è sempre più precoce e le richieste d'aiuto arrivano da tutta Italia. È talmente precoce che se dovesse precocizzare ancora dovremmo aprire degli asili sostanzialmente. Noi ormai vediamo l'utenza minore di età, un'età media di 12-13 anni. Nel centro si adotta un metodo di riabilitazione specifico. Si chiama riabilitazione psiconutrizionale progressiva e un trattamento manualizzato anche di psicoeducazione per i genitori. La comunità per i minori è l'unica in Italia a fornire una risposta per qualunque età. Anche la didattica a distanza è attiva da 10 anni per offrire la possibilità agli utenti di continuare a studiare. A breve sarà bandita la gara per individuare la ditta che realizzerà l'opera e i lavori inizieranno nel 2022 e dovranno essere realizzati entro 450 giorni. Vediamo insieme adesso le tabelle fornite da Azienda Zero relative ai numeri della pandemia nella nostra regione, il dato relativo al delta, totale casi positivi con i nuovi casi positivi che si registrano oggi, lo vedete il dato 253 nuovi casi. I casi attualmente positivi nella nostra regione sono 10.817, 11.773 invece le persone che sono decedute da inizio pandemia nel Veneto. La pressione sugli ospedali della nostra regione, 241 le persone attualmente ricoverate per Covid in area non critica, 50 invece le persone, i pazienti nelle terapie intensive, pazienti positivi al Covid. Cala la pressione, lo vedete sugli ospedali, perché il dato, il delta, fa segnare -7 rispetto al precedente bollettino in area non critica,
critica, -2 invece nelle terapie intensive. Si aggiorna purtroppo il dato relativo ai decessi, lo vedete perché oggi ci sono 3 persone che hanno perso la vita a causa del Covid. Vediamo la tabella relativa invece alla campagna di vaccinazione che prosegue nella nostra regione. Il report appunto fornito da Azienda Zero sulla campagna di vaccinazione. Eccolo, sono state somministrate 14.716 dosi, il totale di dosi somministrate è pari a 6.843.955. Delle 14.716, 6.561 sono prime dosi, invece 7.488 sono le dosi somministrate a completamento del ciclo. Velocemente vediamo le tabelle per fasce di età: 12-19 con almeno una dose 65,4, saliamo 78,1, 20-29, 30-39 72,9, i quarantenni 75,2, cinquantenni 82,3% con almeno una dose, 88,4 i sessantenni, settantenni 92,5, ultra ottantenni almeno con una dose 99,6% per un totale di 81,5. Con ciclo completato partiamo dal 58,9 dei dodicenni a salire 71,9, lo vedete, insomma, per un totale di popolazione residente con ciclo completato nel Veneto del 77,4%. Per quanto ci riguarda con Focus TG ci fermiamo qui, io vi ringrazio per l'attenzione, vi do appuntamento a questa sera alle consuete fasce orarie dedicate all'informazione TG. Grazie ancora per l'attenzione e una buona giornata, arrivederci.